Ben ritrovati cari amici a questo nuovo appuntamento di Aquile Libere, la rubrica TV curata dal movimento Aquile dal Friul, che vi ricordo va in onda tutti i martedì sera alle 20:45 su questa emittente ed in replica il mercoledì mattina. Come ad ogni puntata verranno trattati argomenti di natura politica, culturale e di interesse della nostra regione, con la presenza di numerosi ospiti. Ci seguite numerosi, vi ringraziamo per questo, anzi vi invitiamo ad essere ancora più numerosi dando direttamente i vostri suggerimenti e le vostre opinioni direttamente sui nostri media che vedete qui in sovraimpressione. Bene, anche questa sera sono venuti a trovarci alcuni ospiti, andiamo subito col primo servizio. Buona visione. Bentornati cari amici a questa nuova puntata di Aquile Libere che va in onda ogni martedì sera alle 20:45 circa dopo il TG su TPN e in replica il mercoledì mattina. Io sono stasera un pellettino emozionato perché è venuto a trovarci e ce l'ho qui accanto il nostro presidente Luigi Gambellini, a cui sto per rivolgere una domanda, però faccio una piccolissima premessa. Come tu ben sai, Luigi, Aquile Libere è una trasmissione che è curata da Aquile dal Friul e si occupa di diversi aspetti. Abbiamo naturalmente la cultura friulana, abbiamo l'attualità, ma abbiamo soprattutto la politica. Come tu ben sai, Aquile dal Friul, assieme agli amici del Friuli Occidentale, agli amici di Gorizia, forma quella coalizione che rappresenta quella che è l'identità friulana, certo. Come territorio e come popolo. Siamo, come tu ben sai, gli unici rimasti, siamo i superstiti di una cordata, diciamo che fino a qualche anno fa probabilmente era più sostanziosa, ma oggi è magicamente o meno scomparsa. Per tornare a coloro che ci stanno dando una mano e che noi salutiamo, che sono i ragazzi di Pordenone e ex provincia di Pordenone e Gorizia, i goriziani sono un po' in fermento. Certo. Sono un po' in frammento, ci stiamo confrontando per delle notizie che sono uscite, parrebbero essere malinconicamente vere di recente. Che sta succedendo in quella ridente zona del Friuli? Diciamo che dopo la modifica istituzionale del Friuli da parte della Giunta Sarrachiani, in cui di fatto ha cancellato le 3 province, le 4 province, perché poi alla fine anche Trieste ha perso la propria rappresentatività istituzionale. Succede che la nuova giunta ha deciso di riproporre le province in questa regione. Non le farà certamente a livello legislativo. Queste province saranno in realtà delle grandi UTI che probabilmente ricopriranno quello che era il territorio delle vecchie province. Però sentire così le ultime notizie di corridoio, a dire il vero anche di personaggi che sono inseriti molto bene all'interno della giunta, dalle notizie di stampa, parebbe che si voglia puntare su 3 province, quella ex Pordenone, quella ex Udine, quella di Trieste, dove non c'è tanto l'ex, perché si vorrebbe accorpare la ex provincia di Gorizia con quella di Trieste. E questa è una cosa che secondo noi di Aquile non va bene, ma soprattutto secondo tutti i friulani di questa regione. Gorizia è sempre stata friulana, vive le sue vicissitudini storiche assieme a noi sotto l'impero, vive una particolare situazione vicino alla Jugoslavia dell'epoca e alla Slovenia attualmente, però il cuore di Gorizia, del territorio circostante la città di Gorizia, ed è ancora oggi friulana a tutti gli effetti. Con Trieste ha poco da condividere. Accorpare Gorizia vorrebbe dire accorpare di fatto anche Ronchi di Legionari, vorrebbe dire accorpare Aquileia, che è la capitale storica del Friuli, vorrebbe dire accorpare Grado, vorrebbe dire accorpare Monfalcone, ovvero tutto quello che è una certa fascia economica molto importante per la regione e che sotto Trieste diventerebbe di fatto un patrimonio disperso, perché se Trieste già fa fatica a portare avanti le proprie potenzialità, il proprio porto, figuriamoci come potrebbe gestire un territorio del genere, che non è assolutamente omogeneo alla città stessa. Inoltre si andrebbe a dividere quella che è un'identità storica pluricentenaria del Friuli, cioè l'unione, l'accorpamento del territorio di Pordenone, di Udine, della Carnia e di Gorizia. Noi come Aquile proporremo nei nostri banchetti che stiamo facendo, sì. Michele, come ben sai,
in giro per il Friuli in questi giorni, in queste settimane, proporremo a tutti coloro che si recheranno nei banchetti, appunto, la proposta: siete favorevoli o no a questa soluzione. Inoltre cercheremo di farci portavoce per un possibile referendum, perché riteniamo che per una decisione del genere si debba ascoltare assolutamente il parere dei cittadini, dei friulani tutti. Non è possibile che una giunta distrugga un'identità come quella del Friuli solo così, per fare un piacere a una città, piuttosto che per volontà che non oso neanche pensare possono avvicinarsi alla volontà di distruggere, di dividere, di frazionare, il famoso detto dividi et impera. Ecco, noi ci opporremo in tutti i modi e ti anticipo già adesso che cercheremo di contattare la giunta, i massimi dirigenti, per avere degli incontri e chiarire questo punto, che poi naturalmente renderemo edoti i nostri ascoltatori. Infatti, su Aquile Libere. La cosa più spaventosa è che se diciamo la maggior parte dei residenti di quella zona, e sono sicuro che la maggior parte lo è, dovesse essere contraria a questa proposta, certo, chi è poi all'interno della giunta regionale che gli dà ascolto a questa gente? Nessuno. Purtroppo sembra di no, ma in realtà purtroppo, dico purtroppo perché noi avremo piacere di rappresentarli. Esatto, Aquile del Friuli è l'unica che in questo momento sta portando avanti il discorso di rappresentatività politica dei friulani. E noi sotto questo aspetto vorremmo anche invitare tutti coloro che ci seguono da queste frequenze, su questa trasmissione di Aquile Libere o dai nostri media, a partecipare a questa lotta, perché ricordiamoci che nel volgere di pochi anni o riusciamo a far pesare la voce di 600-700 mila persone, che non sono poche, e guadagnarci di nuovo la nostra autonomia, o verremo spazzati via una volta per sempre e il Friuli rimarrà solo una voce nei libri di storia. Noi cercheremo sempre di impegnarci al massimo perché questo, Michele, non accada. Esattamente. E l'invito va rivolto sia ai friulani, che magari da decenni, generazioni vivono e abitano in Friuli, ma anche a coloro che in Friuli sono arrivati, diciamo, relativamente da poco tempo, ma che però a cui però piace il Friuli, piace questo modo di vivere, piace questa nostra realtà, che è l'unica fatta di caratteristiche storiche, linguistiche, identitarie che c'è in Italia, certo, e direi anche in Europa. Esattamente. Beh, Luigi, il nostro movimento sta crescendo di anno in anno, abbiamo ancora moltissimi anni di fronte a noi, abbiamo una lavagna tutta da scrivere, un pezzo, certo, di carta su cui dobbiamo scrivere e riscrivere la storia di questa terra, che, ricordiamolo, il Friuli non è una regione, è una regione storico-geografica. Il Friuli esce anche dai confini amministrativi di quelli che sono la regione. Non c'è alcuna rappresentanza al momento. Certo. E questa è una cosa che per il Friuli è una mancanza molto grave. Ci sono entità territoriali, paesaggistiche molto inferiori alla nostra, che hanno rappresentanti sia all'interno delle loro regioni, ma anche addirittura a Roma. Certo. È inammissibile che il Friuli non abbia questa possibilità. Cercheremo di fare in modo, con il vostro aiuto, perché è solamente grazie a voi che Aquile dal Friuli e il Friuli un giorno potranno ambire al posto che si merita, non tanto per Aquile dal Friuli, ma per quello che Aquile rappresenta oggi in Italia e anche nel mondo, perché comunque noi siamo raffigurati come coloro che sono i rappresentanti di quello che è il Friuli. Ricordo che a breve avremo anche la nostra pagina Wikipedia, laddove semplicissima, comunque si riassume in estrema sintesi quello che chi siamo noi e cosa rappresentiamo, quindi la nostra anche ideologia e quant'altro. Friuli, certo. E poi ricordiamo che col prossimo anno abbiamo le elezioni comunali in diversi paesi, diversi comuni del Friuli, e noi saremo presenti il più possibile. E anche qui vorrei lanciare un appello a tutti coloro che desiderano mettersi in lista con Aquile del Friuli o comunque collaborare, supportare queste iniziative. Fatevi avanti, avete i nostri indirizzi mail, web e naturalmente i contatti tramite Messenger piuttosto che Facebook, per sentirci e per creare queste liste all'interno dei comuni del Friuli, per difendere ancora una volta la nostra identità, la nostra lingua e portare avanti quella che è la nostra storia millenaria, di cui non dobbiamo assolutamente vergognarci. Esattamente, con il
29 settembre è iniziato anche questo nostro tour itinerante dei paesi, località e città, cittadine del Friuli, con la nostra rappresentanza sul posto, il nostro classico banchetto. Seguiteci, troverete su Facebook di volta in volta dei post dove noi indicheremo dove saremo, giornata, orario, area e soprattutto il paese, di modo che possiate avvicinarvi a noi per qualsiasi motivo. Quindi mi ricollego alle liste che verranno comunque proposte di Aquila alle comunali del 2019, laddove si andrà a votare, ma anche semplici persone, professionisti, cittadini che hanno questa curiosità anche di venirci a parlare, quindi anche di chiederci cosa ne pensiamo. Avremo i nostri programmi, i nostri Depliant, il piccolo angolino adesioni, tesseramento campagna 2018, e vi aspettiamo. Gigi, io ti ringrazio intanto. Grazie a te, Michele, e a tutti voi di questa tua prima apparizione ufficiale da questa parte dell'obiettivo, e sicuro che avremo ancora tanti e molti interessanti tuoi interventi. Grazie di nuovo. Grazie a voi, Mandy. Salve, ciao Mandy. Care Aquile, continua il tour itinerante di Aquile dal Friuli per i paesi e le città del Friuli. Sabato 13 ottobre saremo a San Giorgio di Nogaro con un nostro banchetto, dove avete la possibilità di incontrarci, di confrontarvi con noi e anche di avere informazioni sulla campagna Tesseramenti 2018 di Aquile dal Friuli. Vi aspettiamo numerosi. Michele Tomasella, ciao. Bentornati cari amici a questa nuova puntata di Aquile Libere, il programma di Aquile dal Friuli che va in onda su TPN, canale 15, ogni martedì sera alle 20:45 ed in replica il mercoledì mattina. Quest'oggi abbiamo nuovamente Cristian Fior, che è qui accanto a me, che è questo signore con la mia stessa polo bianca di Aquile dal Friuli, che è referente di Aquile dal Friuli, che ricordo è il movimento che cura questa trasmissione televisiva, referente per il Friuli collinare e la montagna. In questa fase del nostro lavoro, Cristian, tu mi insegni che stiamo anche raccogliendo le adesioni al nostro movimento, insomma la campagna che noi abbiamo denominato, insomma, campagna Tesseramento 2018, anche se sta volgendo a termine, ci sarà anche il 2019, 2020, 2021 e avanti così, noi non ci fermiamo. Tu da referente collinare e di montagna della Carnia, Tarvisiano, Carnia fino a Sappada, che messaggio vuoi lanciare, diciamo, ai residenti di quelle zone? Perché sarebbe importante per loro che abitano in quelle specifiche zone aderire ad Aquile dal Friuli, che è un movimento che volge un occhio particolare anche alla riqualificazione tante volte di quelle zone, del territorio e quant'altro? È molto importante che venite da noi, che parliamo, discutiamo, anche che vi tesserate con noi, perché se voi non ci date una mano a noi non possiamo dare una mano a voi. È una cosa che è un interscambio, diciamo. È molto importante che soprattutto i giovani, perché i giovani devono fare il loro futuro su Incarnia e non solo, perché se non hanno un aiuto, un punto di riferimento, si perdono e dopo cercano di andare a lavorare all'estero. Certo. Per cui le montagne diventano vuote e i problemi non si risolvono così. Facendo un tesseramento serio con noi, che siamo un unico partito proprio friulano, possiamo dare una grossa mano. Non risolveremo tutti i problemi perché è impossibile, però possiamo ascoltarvi e cercare di proporre il meglio per voi. Io sono sicuro, mi sento di essere sicuro del fatto che se i nostri amici andassero sul nostro sito e dessero un'occhiata al nostro programma, scoprirebbero che abbiamo numerose proposte e numerose soluzioni per quello che è il nostro punto di vista per la riqualificazione della montagna, a partire dalle strade, dalla informatizzazione, dal far rivivere e rinascere i centri dei paesi con il commercio, il turismo soprattutto, passando poi per argomenti di area boschiva piuttosto che per allevamento, agricoltura e quant'altro. Quindi noi le nostre soluzioni le abbiamo messe sul nostro programma
È un programma che da questo punto di vista non ha nulla a che invidiare, anzi forse abbiamo anche da insegnare a tutti quei partiti che oggi siedono in giunta regionale, che non derivano certo dal Friuli, ma probabilmente da altre zone come Trieste o forse anche Roma, e sono sicuro, appunto, tornando a noi, che potrebbe essere condivisibile quello che noi proponiamo. Se è condivisibile, avvicinatevi, fatevi sentire, scriveteci, ascolteremo anche le vostre proposte, perché il nostro programma, Cristian, nasce anche dall'interfacciarsi con le persone, con professionisti dei settori. Il nostro programma, diciamo, che nasce da quello, quindi ascoltando la gente e i problemi che ci sono in ogni singolo settore, in ogni singolo paese, in ogni singola zona. Noi vi aspettiamo numerosi, e da Michele Da e Cristian. Grazie e alla prossima. Anche quest'oggi la puntata si conclude, vi ringraziamo per averci seguito, vi aspettiamo martedì prossimo alle 20:45. Arrivederci.